Una telecamera per migliorare la qualità della vita e la cura delle persone che soffrono di demenza. È questo l'innovativo metodo utilizzato alla residenza per anziani Santa Margherita di Villanova di Portogruaro, presentato il 5 ottobre nel corso del convegno Da persona con demenza a persona con demenza, svoltosi proprio nella struttura villanovese. In Italia si considera che ci sia circa 1 milione di persone affette da demenza, delle quali 600.000 affetti da demenza di Alzheimer. Il problema vero è però che questi numeri non tengono conto delle fasi di quelle che noi chiamiamo mild cognitive impairment, che finora erano considerate fuori rispetto al numero delle demenze. Oggi sappiamo però che almeno un 30-40% di questi si trasformano in demenza e quindi purtroppo i numeri dovranno a breve essere aumentati. Uno strumento che mira a prendersi cura degli ospiti residenti all'interno della struttura accreditata dalla Regione e convenzionata con l'USL 4, utilizzata a scopo didattico e di adeguamento dell'assistenza, di estrema utilità per conoscere meglio l'assistito e costruire interventi personalizzati ed efficaci. Oltre ai servizi di diagnosi e cura, dove l'unità operativa di neurologia è certamente protagonista, e i medici di medicina generale che seguono i pazienti, abbiamo la possibilità di accogliere le persone in centri sollievo gestiti dal volontariato. Abbiamo 4 centri sollievo nel nostro territorio e poi abbiamo delle strutture qualificate per la residenzialità, ovvero per i casi in cui la persona anziana non può più rimanere a domicilio e non deve essere gestita in ospedale perché non è una patologia acuta. Ecco allora che la residenzialità nei posti letto di alta protezione Alzheimer e altre demenze diventa in qualche modo il punto di destinazione dove la persona viene accolta, viene accompagnata, viene assistita, seguita nella sua dimensione più completa di persona. Più di un centinaio di persone provenienti da tutto il nord-est hanno partecipato all'incontro formativo per medici, infermieri e per tutti gli operatori coinvolti nell'assistenza alle persone che soffrono di demenza. Spesso le demenze possono esordire con dei disturbi comportamentali. Una persona può cambiare carattere, può diventare nervosa, può diventare distratta, può diventare apatica. Quindi l'importante è che qualunque cambiamento nelle modalità di essere di una persona, sia psicologiche, sia cognitive, relative a quella che noi abitualmente intendiamo come intelligenza, devono essere un campanello d'allarme. Al centro della giornata l'esperienza della residenza Santa Margherita, che da un anno ha iniziato a percorrere il nuovo itinerario assistenziale, che punta a prendersi in carico l'aspetto sanitario e psicosociale per la gestione degli anziani affetti da questa patologia. La nostra vuole essere proprio un'esperienza pratica, portando anche dei video, quindi facendo vedere anche l'utilizzo della videocamera, come c'è stata d'aiuto nel definire e nel comprendere anche quali potevano essere i nostri interventi funzionali o disfunzionali. Per questo noi ci dedichiamo, cioè il nostro obiettivo è stato sempre quello di portare al centro la persona. La relazione è la chiave per garantire il benessere della persona e la qualità di vita.